Questa lampada è un piccolo segno per dirti il nostro grazie. E ricordaci ancora, Donna, perché sapremo far tesoro dei tuoi insegnamenti. Questo è un quadretto con tutte le nostre firme delle persone importanti. Caro Giovanni Franco, quando sei arrivato a San Lorenzo hai portato una ventata di novità, un nuovo metodo di catechesi. Ci hai coinvolto in questa avventura dandoci il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento. Confesso che quando abbiamo intrapreso questo cammino con titubanza, poi piano piano siamo diventati più sicuri. Il seme che tu hai gettato l'hai curato ed innaffiato con il tuo insegnamento. Hai creduto in noi, il seme è germogliato ed è arrivata la fioritura. Grazie Don Alessandro, cercheremo di portare frutto. Continua nella nuova comunità a gettare il seme della parola che salva, a prendersi cura di quella parte della Chiesa e di farla crescere nella fede. Grazie di tutto, di essere stato con noi. Da parte delle catechiste e poi a chi si è voluto unire a parte, la busta da parte della comunità, come aveva richiesto, aveva piacere di avere delle offerte per l'Osi, quindi la comunità le regala un pensiero per l'Osi e le catechiste un pensiero per lei. Caro Don Alessandro, adesso sì, esatto, sono in inglese ufficiale, però allora, a nome dell'amministrazione comunale, della cittadinanza intera e mio personale, voglio porgerti un saluto affettuoso, oggi che lasci la nostra comunità per iniziare un nuovo cammino nella parrocchia dei Rivalini. Voglio rinnovarti il sentimento di amicizia che ci ha legati ed esprimerti gratitudine per essere stato fra noi in questi 10 anni. La comunanza di sentimenti di stima instauratasi e condivisasi nel tempo è sfociata in una reale collaborazione tra l'amministrazione e la parrocchia che ha prodotto buoni risultati. Un'esperienza di un'occasione di crescita per se stessi e per l'intera comunità in cui si è chiamati ad operare ed essendo tu estremamente giovane avrai moltissime occasioni ancora per accrescere il tuo bagaglio di esperienza e poter percorrere sempre meglio il cammino che il Signore ha disegnato per te. Il sacerdote è chiamato ad essere un modello, un fermento tra i fedeli per coinvolgersi pienamente in quel progetto di solidarietà che deve costituire una reale prospettiva di speranza, soprattutto oggi che stiamo attraversando dei momenti davvero difficili e, anche se non sappiamo ancora chi prenderà il tuo posto, speriamo di cuore che possa raccogliere l'eredità che tu ci hai lasciato ed essere una guida presente. Caro Don Alessandro, ognuno di noi conserverà di te un ricordo tutto suo, particolare, unico, personale, così come particolare, unico e personale è stato il suo rapporto con te. Ognuno di noi ti ha conosciuto e vissuto, a modo suo, a volte anche in conflitto con le tue ragioni e con il tuo modo di fare, ma comunque portandoti tanto affetto. Il Signore ti accompagni nel tuo cammino e ti stia sempre accanto. Noi lo faremo ricordandoti con la preghiera. Un abbraccio forte da tutti noi. Io dico solo 2 parole che non ho preparato se non pensandoci. Prima di tutto grazie. Grazie a tutti voi, grazie anche, pensavo proprio mentre cercavo di capire, di mettere in ordine 2 idee su cosa dire, grazie anche a chi è passato in questi anni, penso anche in particolar modo a tanti malati.
E dico, anche per me, tutti voi e ognuno di voi avete lasciato un segno, ognuno il suo. Quindi è un grazie particolare, un grazie singolare a ciascuno e comunitario per tutti. Un grazie perché ogni esperienza che si fa, un'esperienza di vita, se vissuta positivamente, aiuta a crescere. Io in questi quasi 10 anni che sono in mezzo a voi, sicuramente ho avuto tante occasioni per crescere, me le avete date voi, non so poi se sono stato capace di approfittare di tutte, non dico di essere cresciuto in questo senso, però vi ringrazio perché me ne avete dato la possibilità, mi avete fatto fare esperienze nuove, conoscere realtà, persone, e quindi questo è un bagaglio intenso, forte, che aggiungo a questo che avevo già prima, con il quale ero venuto qua, e adesso di qua parto con questo bagaglio in più, che è un bagaglio prezioso. Ed è appunto quel bagaglio al quale facevo riferimento proprio il giorno che sono arrivati in mezzo a voi. E tutto quello che ci precede ci accompagna e lo portiamo con noi. Quindi vi ringrazio di cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Prima qualcuno a nome di Chirichetti ha chiesto scusa perché veramente chiedo scusa io perché voi avete avuto pazienza con me e non solo voi ma tutti quanti avete avuto pazienza con me. Io sono un tipo, diciamo così, un po' esigentino, per dirlo con un eufemismo, soprattutto in certi campi, e allora no, le catechiste non questo, no. E quindi va bene, a volte per il carattere, a volte per le convinzioni, mi chiedo scusa per quando non sono stato capace di corrispondere alle attese, ai desideri o alle domande. E credo, spero di non averlo fatto mai, come si dice, volutamente, adesso anche le parole. E però, certamente anche questo fa parte del cammino, quindi vi chiedo perdono per quando non sono riuscito a camminare con voi al vostro passo. E sapevo che questo. Sono certamente tante le persone o le stazioni che dovrei citare, non ne cito nessuna per motivi ovvi e ragionevoli, ma ci siete davvero tutti presenti. Ecco, mi sento di ricambiare proprio in questo senso davvero al saluto del sindaco questo bel rapporto che c'è stato in questi anni di collaborazione, che credo sia una delle cose fondamentali nella vita di un paese, soprattutto comunque di una realtà civile e sociale tanto in collaborazione con la comunità ecclesiale. E spero che questa esperienza, che per me è stata così bella e così significativa, possa essere anche un auspicio per quello che verrà nel cammino futuro. Poi vabbè, sono un miliardo di cose, lascio aperta. Un'ultima cosa, vorrei dirvi, ve l'ho detto così da amico nel tono confidenziale con cui abbiamo iniziato questo discorso di saluto. Non sappiamo ancora esattamente chi verrà, dopo di me molto probabilmente ci sarà un periodo di supplenza, diciamo così, di vacanza, nel senso che per un periodo verrà un sostituto, un po' come era peraltro l'estate di Dio partito di Campo, quindi era un sacerdote per un pochino di tempo, io penso un mesetto o qualcosa del genere, in attesa proprio di preparare la venuta del nuovo Papa, un po' come è stato a Riva in questo mese e qualche cosa praticamente. Mi permetto così per l'organizzazione di raccomandare solo questo. Vogliate bene? E accoglietelo, parlo con l'affetto del quale state salutando. Pregi e difetti li abbiamo tutti, su questo non c'è nessun dubbio. Il problema solito dei difetti appare immediatamente, tutti li vediamo e sappiamo indicarli, pregi a voi solo un po' di tempo per riconoscerli. Aiutatelo non a vedere i difetti che ci possono essere nella comunità, in alcune situazioni che ci sono dappertutto. Aiutatelo a cercare i pregi, che avete, ne avete tanti, e imparate a scoprire i pregi suoi.